Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, entriamo nel vivo delle Olimpiadi. 110 ostacoli maschile e femminile. Cominciamo con quelli femminili. Giamaica e Stati Uniti, ovviamente, i favoriti. Vai. Vai, 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 sarà durissima. Ma noi ci proviamo. Mamma mia, la Giamaica sta volando. Arriva al terzo posto. Mamma mia, signori, è iniziata la vera Olimpiade della Giamaica. Megoglioni. Imbattibile, ha fatto anche bene, ma impossibile. Giamaica e Stati Uniti. Di un altro livello, purtroppo. Segniamo le prime medaglie. Giamaica. Oro. USA. Argento. Dobbiamo sperare che la Giamaica porti via tantissime medaglie agli States. Questa è la speranza. Ok. E adesso andiamo con i 110 ostacoli maschili. Vai. Ok. Dai ragazzi, proviamo a fare qualcosa di meglio. Set. Vai. No, attenzione. Rischio anche il podio. Incredibile, basta sbagliarne uno. Basta sbagliarne uno. E la China si becca il bronzo. Secondo oro per la Giamaica. Lo sapevamo che qua la Giamaica domina. Buttato via un bronzo, perché vede il bronzo la vedo dura. Adesso il programma olimpico prevede salto in alto maschile e femminile. Salto in alto femminile. Ok. Qua non c'è la Giamaica per fortuna. Facciamo il tutorial un attimo insieme. Ok. Ok. Non sarà facile, ma ci proviamo. Dai. Proviamo il 2,58. Vai. Buono. L'angolatura sbagliata però. Manuela Grillo, signori. Buona, la velocità c'è sempre. Rimane di bava, non riesco a angolarla bene però. Bruttissimo errore. Non è facile, ragazzi. No, bruttissima questa. Ma perché? Rischio già l'eliminazione. Bello, yes! È arrivato all'ultimo, godo. Fino avanti di uno, mamma mia. Brutto, brutto. Brutto, brutto. La Grillo sbaglia. Ok. Yes! Sta girando, signori. Sta girando. Ah, fuck off.
Dai che c'è sempre la velocità. No. Ancora il final attempt. Vai. No, che inculata. Andata. Peccato. Cina, Stati Uniti, New Zealand. Cina, Stati Uniti al terzo argento. E Nuova Zelanda che ne sta prendendo di medaglie. Very compliment, very compliment. Allora, campo, avevo salto in alto, maschile, in pedana, l'atleta Fantozzi. Ok. Proviamo a 1,64. Beh, dai, posso. C'è margine, c'è margine. 1,78. Mamma mia, che proprio l'angolatura è difficile, oh. Beh, qua non c'è neanche USA. Troppo lento, troppo lento. No, giusta l'angolatura, sbagliatissima la velocità. Non mi crollare qua, sono medaglia importante. No, zio Ken. Yes. Devo alzare perché tanto. Ah, peccato. Peccato. Dai. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Molto bene. Dai Beppe. Dai Beppe. Brutto errore. Brutto errore. No, era buona. Era buona, ma dai, ma per cortesia. Non capisco. Incredibile. Mamma mia. Grecia, Cina, Messico. Ah, siamo Stati Uniti comunque. Grande Grecia. Grecia. Cina. Messico. Peccato. Ragazzi, adesso voliamo direttamente. Trave uomini, trave donne. Ragazzi, trave femminile. Vai. Chiaramente rischiamo il difficile. Buono. E si va. Verso la gloria eterna. Mamma mia. Buono, insomma. Non grandi applausi. Oh. No. Mamma mia. No. Epic fail. Niente. La ginnastica non è tra i miei sport. Come è mancato, dai. Zio. Adesso me li dà. Boh. Sì, ma veramente mancato, non si sa perché.
Vai. Chiudiamo mestamente, non so se siamo riusciti a fare qualcosa di buono. 14,975. Un quarto posto. Attenzione. Oh, la Norvegia, raga, ma siamo alle Olimpiadi invernali? Norvegia, Svezia e l'Etiopia. Grande Etiopia. Ok. E adesso di nuovo, solo che maschile, ricordo sempre che poi certe discipline sono solo femminili o solo maschile, ma io per rendere, visto che tante discipline purtroppo non ci sono, tra cui scherma, maratone di un certo tipo, staffette nuoto, robe così, faccio 2 volte sempre qualsiasi disciplina. Anche l'heptathlon, che è solo maschile, la faccio femminile e maschile, e l'heptathlon, che è solo maschile, la faccio sia maschile che femminile. Vai, proviamoci. Dai, tesorino. E la pepa, e la pepona. Very good, son. No, ho sbagliato io. Beffa atroce. La beffa atroce. Ancora, ancora. Eh. E niente, ciò. Lo cappello sempre. No, proprio all'ultimo. Meglio sicuramente del primo esercizio. No, cazzo, bello, dai. Ma terzo posto. Vince l'Etiopia. Incredibile l'Etiopia. Cuba, argento, arriva la prima medaglia cubana. Italia, un buon bronzo. Stiamo facendo una collezione di bronzi. Ok. E adesso voliamo per beach volley e box. Ragazzi, siamo in finale di beach volley femminile. E si gode. Battuta la Costa d'Avorio in semifinal match. Siamo contro la Repubblica Ceca, signori. Finali. Già il fatto che ci sia gli Stati Uniti mi lascia più tranquillo. Vai. Inizio. Bella ricezione. Che cazzo. Vai, 1-0. Dai che ci prendiamo gli ori pesanti. Le discipline a squadra dove l'Italia può fare la differenza. Merda. Vai. Preparazione alla schiacciata. Vai. E ancora si salva la Czech Republic. Bravo Cuba, dai. Aia. Mamma mia, gollazzo della Repubblica Ceca, gollazzo di Nedved. Oddio. Che cazzo di tiro è? Occhio. Occhio. Grande salvataggio. No, ciccata clamorosa. Schiacciata fantastica. Sono a 2 punti dalla loro i cechi. Don't not parole. Don't not parole. Ben fatto.
Accidenti, non riusciamo a chiuderla. Schiacciata incredibile. Ha un punto da loro pazzesco. Match Pazzesco. point. Pazzesco. Bravo. No, così. Bella schiacciata. Oro per la Repubblica Ceca. Argento Italia. Incredibile. Sconfitta. Italia. Argento. Che bello. E Costa d'Avorio. Bronzo. Perdiamo in semifinale col Giappone, malissimo. E andiamo per il terzo o quarto posto. Giappone va in finale. Vabbè. Peccato, peccato, peccato. Italia-Romania. Finale per il terzo o quarto posto. Il terzo posto. Che amaro, finale. Incredibile. Inizio. Speravo di fare almeno un oro. Non ne arriva neanche uno. Bella schiacciata. Mamma mia, come cazzo giocano sti qua? Penso che difficoltà massima ovunque, però che cazzo. Vai. Grande salvataggio. Niente da fare. La prendo per un sogno anch'io come. Bella schiacciata. Uno pari, dai almeno il bronzino. Dai almeno il bronzino. Ben fatto. Ma guarda come l'ha messo! Mamma mia, oh. Dai vecchio, su, almeno tu. Bella Te ricezione. le salva tutte, le salvano. Incredibile. Si sta massacrando la Romania. Ma come cazzo? Vabbè, ma se la tira così però. Schiacciata esplosiva. Che la sbagliamo anche qui. Anche l'esplosiva sbagliamo. Alzala bene. Boom. No vabbè, se la tiri così, però è giusto che andiamo in Serie B. Con le Olimpiadi in Serie B facciamo. E vaffanculo. Dai che siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi, Beppe. Siamo ancora vivi. Attenzione. Ed è gol. Ed è gol. 3-3, il classico gol in beach volley. Grande salvataggio. No. E grandissima rimonta. Dai che il podio può essere ancora nostro. Match point. Grande salvataggio. Mamma mia, cagata. Dai che andiamo a vincerla. Sì! E almeno il bronzo arriva, ragazzi. E almeno il bronzo arriva. Vinto. E almeno il bronzo arriva. Russia, Giappone, Italia. Finalmente primo oro russo, incredibile. Russia, Giappone, Italia. Ok. E adesso chiudiamo la giornata con box maschile, box femminile. E io godo. Ragazzi, siamo in finale della box. Mamma mia, però è durissima la finale contro gli Stati Uniti, Dio Cristo. Che sfiga, proprio gli Stati Uniti devono vincere, però è dura, eh. Della semifinale è stata dura. Vai. Primo round. No. No. No, fuck off. Mamma mia. Guardia alta, zio Ken. Niente.
Mamma mia. L'ho schivata non so come. Non ho capito un cazzo, sei down. 1, 2, Proprio la United States of America, che sfiga. sta alzando un muro. Che colpi incredibili. Ma va a cagare. Mamma mia, non ci ho capito un cazzo nel primo round. Che scontro elettrizzante. Devo buttarla giù almeno una volta però, Elettrizzante. Potevo trovare la Trinidad e Tobago. Non ci credo. Poi giù! Ancora giù! È venuta giù. Va bene. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ma i punti è già andata, paura. Oh, finalmente! Dai con il cuore. 1, 2, 3, Le dura, le dura, le dura, le dura, le dura. 5, 6. Devo caricare di più la questo, bah. Terzo Si round. chiama il final round. Bella. No. No. Ma Down. purtroppo down, che vuol dire al 90% argento. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bene. Ho sbagliato. Basta. Ho paura che sia andata. Down. Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finisce qui ragazzi, finisce qui la possibilità di vincere l'oro. Comportamento incredibile. Che colpi incredibili. Complimenti agli Stati Uniti. Che sfiga. Giudizio. Oh, l'avevo vinto il secondo. Porca miseria. Vai, Sconfitto. finisce qua. Ci vediamo per la box maschile Bahamas, bro. Raga, in finale anche qua. Vediamo contro chi. Dai, cerchiamo di portare a casa un bel oro. Indonesia. Contro l'Indonesia, sì, almeno se perdiamo. Primo round. Mamma mia, sì, vabbè, ciao. Vediamo le paracuse, vabbè, no, non può essere così possibile. Guarda, ciao. 1, 2, 3, No, no, non vinci proprio, non ce la fai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, vaffanculo. KO. Vediamo che Sconfitta. si prende la bronze medal. A Bulgaria. Ragazzi, vediamo per il medagliere. Ragazzi, eccoci qua con il medagliere. Gli Stati Uniti tornano davanti. Un giorno sono io, un giorno sono loro, un giorno sono io, un giorno sono loro. E sempre totale 24 ore e 24 ore. Aspetta, scusate per una cosa che mi sono dimenticato. Sorry. Eccoci qui. Ecco.
quindi è pazzesco, però nel totale siamo in vantaggio noi, sono quegli argenti in più che pesano tanto. Terzo posto si continua a stare la Gran Bretagna, la Cina quarta, Giappone quinto, Australia settima, Norvegia, incredibile Norvegia, supera anche la Francia, la Giamaica fa un bel balzo, come fa un buon balzo anche la Russia, che finalmente la vediamo con un oro, 5 totali. Poi entrano, insomma, vediamo qua Costa d'Avorio e Bahamas che prendono entrambi 2 bronzi. E niente, raga, la situazione, l'Indonesia si becca il primo oro. E niente, ragazzi, adesso siamo, la giornata 12 è andata, giornata 13, ciclismo, inseguimento a squadre, uomini e donne, ciclismo eliminazione, giavellotto, disco triplo. Qua sulle discipline diciamo di atletica le possibilità ci sono, però staremo a vedere. Poi raga, la giornata 14 sarà bellissima invece perché abbiamo il lungo, il peso, i 400 uomini, i 200 uomini, cioè 100 ostacoli, è stupendo. Siamo vicini ragazzi, siamo vicini alla fine delle Olimpiadi, anche se in realtà la giornata 15 è bella lunga perché c'è il baseball e la 16 ragazzi sarà divisa in più giornate, ma intanto dedichiamoci alla giornata numero 13, che può essere una giornata ricca di medaglie. Raga, vi lascio il medagliere e un saluto dal comandone veneziano. Ciao!